Qui con Patto e Pinasar sicuramente l'MVP della gara, una partita bellissima da parte del Montebello che di fatto conquista l'ultimo posto disponibile per la Coppa Italia. Sì, prima credo io non sono l'MVP è tutta la squadra, questo è un sport che si fa in gruppo e la squadra ha lavorato tanto per fare il primo obiettivo che era andare in Coppa, così che sono molto orgoglioso di tutta la squadra. Niente, molto contento per lo che si è fatto, si è giocato una gran partita senza Borgo, che per noi è un giocatore importantissimo, però si è dimostrato che siamo tutti capaci di giocare quando l'allenatore lo vuole. Adesso il Montebello appunto ha conquistato la Coppa Italia e ora cosa ci si aspetta dalla squadra biancorossa? Continuar lavorando e come le ho detto ora a los ragazzi, le ho detto che io non voglio andare a Coppa Italia per solo dire che vado a Coppa Italia, io vado convinto in questa squadra che se può vincere, credo che se gioca contra il Forte, se gioca di nuovo contra mi fratello, una bella partita per giocare, però come si dice sempre, lasciando tutto in pista, sono 50 minuti e questo è il hockey, puoi vincere qualsiasi. Grazie mille.